Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Battlefield 1. Oggi ci troviamo nuovamente nell'espansione In the Name of Tsar. Siamo in una nuova mappa, in una nuova modalità. Sono morto già 3 volte per provare un attimo questo nuovo fucile. È interessante, però devo capire bene il mirino da utilizzare, perché la mappa è molto più ristretta delle mappe, diciamo, alle quali siamo abituati a giocare. Però proprio per questa nuova particolarità della modalità, ve la spiego subito. In pratica arrivano dei rifornimenti ad intervalli regolari di tempo e il nostro obiettivo sarà quello di conquistare il rifornimento, anzi i rifornimenti che arrivano. E come? Andandoci vicino e attendendo appunto che l'icona diventi completamente blu. Quindi più persone ci arrivano, meglio è. Però il problema è che questi nemici sono abbastanza competitivi. Questa squadra nemica soprattutto è competitiva. Guardate un po', sono tutti messi lì che aspettano. Guardate un po', ce n'è un altro lì. Ecco, questo arriva direttamente in acqua, quindi adesso la scena bellica si sposta direttamente su un altro fronte. È, diciamo, una modalità molto dinamica, anche se ristretta. Wow, meno male che c'è la barca qui. Se c'è qualche medico, meno male. Contro tiro di precisione. Gioco principalmente io il cecchino, perché è la classe che mi piace di più. Però vorrei migliorare anche le altre. Vai. Soprattutto voglio provare questo fucile. No, 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 ti prego. C'è un maledetto supporto messo lì. Vabbè, sì. Ci hanno tutti con me. Siamo 3-3 per adesso, va bene. Non importa. Voglio vedere un attimo una cosa. Andando nella personalizzazione qui, vediamo se c'è qualcosa. Ecco, questo fucile sembrava interessante, però dobbiamo fare altre 20 assistente con il periscopio. Adesso le facciamo. Comunque, spawniamo sempre su questo isolotto, perché secondo me è la cosa migliore da fare. Non voglio giocare a salto oggi al momento. Facciamo solo cecchino per ora. Vediamo un po'. Passiamo di qua. Basta trovare sempre il punto giusto. Col cecchino serve ovviamente un po' di precisione, però è importante anche trovare il punto giusto per sparare. Guardate a quello, per esempio. Bellissimo. Vediamo un po'. No. Devo... Ah, siamo una donna in pratica. Hanno aggiunto anche i soldati donna. C'è quello messo lì. Vediamo se possiamo vedere dove si è messo. Ecco la testa. Facciamo una bella cosa. Ma questo è bravo, mamma mia. Ci ha ucciso lui? Ci ha preso pure in giro. Mamma mia, vabbè, era messo proprio posizione favorevole. Ritorniamo lì. Però ci stanno massacrando. Siamo 250 a 20. In pratica non siamo riusciti a prendere neanche un accampamento. Però voglio vedere se riesco. Guardate un po'. Secondo me questa squadra è anche bella preparata. Sono tutti messi lì. Passiamo di qua. Vediamo se possiamo capire dove si mettono con precisione. Sì, vabbè, ecco, ce n'era uno qua che passeggiava. Niente, niente, niente. Ritorniamo dall'altra parte. E quanti... siamo anche pari, 12 contro 12. Vediamo un po'. Ci sono anche queste specializzazioni che sono state un'innovazione. Adesso, dopo magari gli diamo un'occhiata. Partiamo stavolta con la pistola. Eccola qua. Vediamo che possiamo combinare. Vediamo. La scena bellica, come vedete, è molto dinamica. Però secondo me abbiamo preso proprio una squadra bella forte stavolta. Questo sarà difficile. Proprio ci hanno lasciato a 23 punti. Non siamo riusciti a fare niente. Ok. No. No, ma dai, dove erano? Peccato. Vediamo se cambiano, però ci gettano un po' di rifornimenti in un altro punto. Vediamo. Qua ce n'è uno. Partiamo di qua. Non stiamo andando però tanto male. Siamo solo 5-7 alla fine. Non è che stiamo proprio... Qualcuno l'abbiamo ucciso. E qua questa è anche un'ottima posizione. Preso nel ginocchio, gli ho fatto saltare il crociato. Vabbè, va. Dov'era quello? Sono proprio... Funziona questo team nemico alla grande. Sono proprio coordinati in maniera fantastica. Però no, secondo me noi siamo un po' in svantaggio, perché siamo appunto su questo isolotto. Noi prima di arrivare sulla terraferma questi ci bersagliano. Quindi dovrebbero gettare anche i rifornimenti, diciamo, anche nel mare, perché se no loro sono belli messi lì. Per noi è
Oh, stavolta l'ho beccato. Appunto, adesso vi faccio vedere. Loro sono direttamente sulla terraferma e hanno, penso, 2 spawn qui. E noi... A noi ce n'è più difficile. Forse perché siamo sull'isolotto e dobbiamo attraversare il mare se spawniamo da quella parte. Guardate, guardate a quello. Perfetto. Dai, dai, dai. Almeno un accampamento lo voglio prendere. Dai, dai, dai. Guardate a quell'altro. Mamma mia. Ricarica, ricarica, ricarica. Vai. Ho messo il mirino più piccolo che avevo. Beccato. Ah, quello addirittura il Juggernaut. Sì, ci sono pure i mortai qua che ci stanno facendo a pezzettini. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Vai, 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 vai. C'è qualcuno dietro, c'è qualcuno dietro, c'è qualcuno dietro. E vabbè. Dai, amico mio, che mi puoi rialzare. Dai, dai, sono qua, sono qua. Sì, vabbè, si è scordato di me. Dai, niente. Comunque hanno aggiunto anche i soldati donna. Questa partita l'abbiamo strapersa. Adesso voglio giocarne un'altra, perché non possiamo fare 34 punti, dai. Guarda, guarda dove mi ha gettato. Ok. Dietro avevamo qua Mazinga. Eccolo qui, con il mitraglione. Dobbiamo iniziare. Oh, guardate un po'. Punto libero. Se spawno qua ho l'intero oceano da attraversare. Quindi vediamo un pochettino. Speriamo che abbiano anche loro uno spawn, diciamo, sul mare. Vediamo, vediamo, vediamo. Qua non... Ah, mi ammazza pure il fuoco. Ecco, ecco, c'è un cecchino per esempio lì. Guardate, mi ha beccato. Ho un punto di vita. Appena esco la testa mi ammazza questo. Vai. Giù di nuovo. Ok. No, però un'altra ora la voglio giocare. Magari cambiamo strategia. Ok, siamo ormai inzuppati. Moriremo più per l'assideramento che per i nemici. Però ti ho ammazzato stavolta. È sempre ci uccidiamo sempre nello stesso modo. È sempre quello di prima. Ci ammazziamo sempre nello stesso modo. Ci spariamo in testa tutti e due nello stesso istante e moriamo insieme. Ecco che ne arrivano altri. Però la partita ormai è finita, ragazzi. Però un'altra la voglio giocare, perché questa modalità secondo me c'ha qualcosa di divertente, soprattutto se si riesce a giocarla bene, no? Una completa disfatta. Peccato, dai. Un'altra la giochiamo. Però cambiamo mappa, per esempio Galizia, dai, che è un po' più uniforme. Questa è tutta spezzettata. 500 a 34, proprio, mamma mia. Ci hanno massacrato. Vi voglio fare vedere, adesso che andiamo nella sezione delle... come dire... dell'inventario. Vi voglio far vedere l'inventario con tutte le skin che sono riuscito a prendere. Allora, vediamo un pochettino. Questa è appunto la squadra nemica. Questo qua è quello che abbiamo ucciso prima, che ci uccidiamo a vicenda. Allora, andiamo qui. Vediamo se abbiamo preso un battle pack. Non penso, però non abbiamo fatto nulla in questa partita. Però andando avanti, continua, vai, bella. Allora, vediamo un po'. Vi voglio far vedere, guardate un po' quante skin che ho preso, soprattutto per i fucili da cecchino. Ho preso per il Martini Henry una skin, per il Lebel che usiamo una skin, per questo Gewehr ne ho tantissime. E infatti potrei scartare i duplicati per 1350. Io lo faccio adesso perché è da una settimana che devo farlo e ho preso tutti questi soldi, perfetto. Vediamo di prendere un battle pack superiore da 900 scarti, eccolo qui. Un attimo. E aprirlo. Vediamo cosa c'è dentro, ragazzi. Vai, c'è qualcosa di interessante. Cosa abbiamo preso? Ah, vabbè. Questa la aggiungiamo comunque. Aggiungiamo anche l'esperienza. Torniamo indietro. 5, 4, 3. Siamo l'armata rossa. Continuiamo, ragazzi, al momento ancora con questo fucile da cecchino. E lanciamoci nelle amiche. Adesso la mappa è un po' più uniforme. Speriamo che le cose cambino. Vediamo, vediamo, vediamo. Io con gli occhi tipo le orecchie di Bugs Bunny. Eccolo qua. Vediamo un po' cosa c'è. Rifornimenti in arrivo. Eccoli qua. Ci lanciamo adesso diretti verso quella staccionata. Anzi, più che altro verso quel muretto. Vediamo, vediamo se possiamo dare una mano alla nostra squadra. Vediamo chi si nasconde qui. Oh, qua ce n'è uno. Dai, dai, dai.
ne sono parecchi. Là ce n'è un altro. Questo che è alleato. Là sotto. Vediamo un po'. Dalla parte destra sembra tutto libero e pulito. Vediamo un po'. Bella, l'abbiamo colpito grazie al nostro caro e amato periscopio. Oh. Questi sono forti, ragazzi. Sono belli forti. Questi sono belli forti. Vediamo un po' tra le macerie se riusciamo a intravedere qualcosa. C'è qualcuno che si nasconde. Vediamo un po'. Ecco. Dai, amico mio. No. Ma come mai io non li vedo? Ah, laggiù era, maledetto. Ma si intravedeva appena il cappello. Cioè, proprio si vedeva forse l'etichetta del cappello. Neanche il cappello. Ancora. Mamma mia. È che di questa modalità non ci sono per adesso molte partite. Ero nel matchmaking, l'ho trovato dopo tanto una partita. Però ho trovato proprio la partita giusta per essere schiacciato. Vediamo, proviamo ancora da questa parte. Vai. Abbiamo i proiettili K che non ce ne facciamo niente. Ancora sti fili spinati. Vediamo qua. Forza, amici miei, forza. Forza. Una bella bomba, tanto per contorno. Dai. Tutti belli nascosti, guardateli. Chi è quello? C'è qualcosa che si muove, una tavola di legno che si muove. Ecco. Eccolo. Bella, vabbè, l'abbiamo... Oh, un cavallo. Bene. C'è Gandalf da queste parti. Allora. Cavallo di Gandalf. E laggiù. Vediamo un po' qua. Dai. Oh, dove siete? Sì, vabbè. Pure il gas maledetto in mezzo ai piedi. Non posso fare niente, io ho messo qua. Via. Ancora. Dai, almeno un po' voglio. No, mamma mia, peccato. Dai, amico mio, tirami su. Un po' di vita. Sì, però non si vede nulla. Ok. Vai. Ok. Cavallo di Gandalf. Non ci credo. Adesso sì. Vai. Oh. Mamma mia. Stiamo avendo un... è tutta fortuna, perché questi sanno veramente dove posizionarsi. Sono... Oh, arriva il cosacco lì. Mamma mia, pure... lancio di rifornimenti in arrivo. Dai, ragazzi. Maledetto. Bellissimo. No. È che mi spavento perché c'è qua quello con il coso lì, con la lancia. Eccolo, dov'è? Eccolo, lo sapevo io che eri qua. Lo sapevo che eri qua. Sì, però... Ah, amico mio, con la cartucciera avvolta nel braccio. Bravissimo. Ovviamente. Grazie. Però dai, 5-1. Nonostante tutto, stiamo distruggendo. Qua che c'è? Esca da cecchino, bomba filo innesco. Non mi viene in mente niente. Solo mettiamoci il bengala lampo, che forse ci può dare una mezza mano. Andiamo. All'alba del terzo giorno, guarda est. C'era il cavallo di Gandalf lì. Bello. Allora. Vai. Allora. Lancio di rifornimenti esaurito. Vediamo qua che c'è. Oh, lo stiamo prendendo, bella. Prima erano tutti appollaiati qua. Vediamo dove sono. Oh, non ci credo, ragazzi. Come ho fatto a mancarlo? Gli ho staccato appunto l'etichetta del cappotto. Qua ce n'è un altro. Bella granatina russa. Ma quello aveva la minigun del 1300.
sparava sassi. Vediamo un po'. Qua c'è sempre qualcuno appoggiato. Come si dice? Messo a terra. Ma dai, appunto. Vai, vai, vai. Guardate dove è quello. Guardate dove è quello. Io non devo stare troppo, come dire, troppo esposto. È un pochettino, un attimo, e poi uno si rifugia nuovamente. Vai, vai, vai. Meno male, è arrivata qua la cassetta degli attrezzi. Ah, io sì, prendo fuoco pure da solo. Guarda qua. Fiamma. Qui c'è il gas. Non è possibile. Comunque ragazzi, stavolta sta andando un po' meglio. Almeno 125 punti li abbiamo fatti. Ma sta squadra nemica è bella tosta, eh. Poi mi si è addormentata anche la gamba. Adesso sono proprio a pezzi. Vai. Vai, 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 vai. Dai che stiamo conquistando un po' qualcosa. 138, 139, dai. Guarda quello. Guarda quello. Bellissima. Muori. Guarda quest'altro maledetto. Ma poi come fanno a correre con questi cappotti così enormi, così pesanti? Cioè devono portare non solo le armi, ma anche il cappottone. Cioè va. Allora, l'ultimo lancio questo sarà. Speriamo di prenderlo definitivamente. Ma non penso, ormai la partita sta prendendo una piega brutta come quella di prima. Forza, forza, forza. L'importante è che noi facciamo delle belle uccisioni. Delle bellissime uccisioni, come quelle che stiamo facendo. Ma ora per sto Parabellum MG4, ora lo voglio vedere questo fucile. Perché com'è che quello mi ha ucciso a 100 metri di distanza con quella precisione, con quel mitragliatore così grosso? Cioè, ora lo guardo, Parabellum qualcosa, e vedo di sbloccarlo e di provarlo soprattutto. Perché che è? Ma dai, io il fucile a cecchino non lo uccide, quello col mitraglione mi ammazza. Entriamo qua. Allora, vediamo qua che c'è. C'è nulla. Qua neanche. Intanto ricarichiamo un attimo sto coso. Può sempre servire. Ordine eseguito. Sì, va bene, va. Non è possibile. Dov'è? Vabbè, lasciamo perdere questo. Se lo poteva anche meritare. Mi ha preso da dietro. Voglio vedere. Ah, ho sbloccato anche quest'arma interessantissima. Chukat, peso ridotto. Parabellum, esegui 40 uccisioni. Qual è però? Parabellum, peso ridotto, soppressione. Penso sia questo. Dai, sono quasi uguali. Vabbè, 40 uccisioni con mitragliatrice Lewis, peso ridotto, 50 riparazioni veicoli. Vabbè, lasciamo perdere. Intanto prendiamoci sto Chukat, ve lo voglio far vedere. Tanto qua. Ma è un'arma un pochettino particolare. Non è che a me piace tanto, però ve la faccio vedere un attimo. Mi è venuta una bella idea. Stiamo qua, ricarichiamoci sempre il gas e lo lanciamo adesso che siamo riusciti a prendere la posizione. Vai. Vai, prendiamoci sempre il gas, tiriamo. È una tattica difensiva. Ecco, infatti, vedete, colpito. E li costringiamo a mettersi le maschere e a perdere tempo. Vai, ancora. Un'altra. Però qua il problema è che non è che c'è un solo fronte. Questi pure da dietro vengono. Questo è il problema, che c'è una specie di cerchio che si ingrandisce e si rimpicciolisce. Quindi in pratica è complicatissimo riuscire a fare questo. Però un altro lancio sta arrivando. Sta partita almeno sta durando un po' di più. E basta con sto fucile. Avanti, lancio rifornimenti a 120 metri. Sono un po' incosciente ad andare proprio qua. Pistolina. Ecco, 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 quello là è col Parabellum, quello lì. Ok. Aspettate un attimo. Una bella granata. Ok. Con calma. Con calma. Calmissima.
Vai, passiamo di qua. 80 metri. Un attimino, ricarichiamo 2 proiettili, mettiamoli qua. Sì, va bene. Comunque, è una modalità interessante, però non è che mi piace più di tanto, perché boh, sarà anche il team. Cioè, si viene uccisi molto rapidamente, non si capisce neanche il perché. Vediamo. È una specie di corsa, però strana. Cioè, ci credo. Ci credo. Ora mi faccio uccidere. Mi faccio uccidere. L'ho ferito e conta come uccisione. Stavolta però un po' di filo da torcere glielo stiamo dando. Bello, bello, quel posto sembra bello. Qua dietro è proprio bellissimo. Ok, vediamo chi c'è. Non ho capito niente, però ok. Vai. Ecco quello là. Aspetta. Mettiamoci così. Cecchino, ciao. No, ma come ha fatto? Che c'è entrato il proiettile attraverso il cannocchiale, ci è arrivato nella faccia, ma dai. Cioè, ma non ero completamente a vista, avevo solo le orecchiette là, il periscopio non mi veniva. Ok. C'è sempre qualcuno che gironzola qui. Che è? Lanciafiamme? Sì, questi qua hanno sta tattica. Hanno un paio di assalto che ripuliscono la zona, poi diventano magicamente tutti cecchini e ci tengono lontanissimi. No. Amico mio, stai calmo. Stai calmo. Ah, muori. Bellissimi, ammazzateli. Ma dove sono finito? Bellissimo. Vai, amico mio, con ste fiamme. Grande. E io sparo pure quello che ho qua. Ah, io. Ma perché ce l'hanno sempre con me? Ah. Dove sono? Abbiamo recuperato qualcosa, però loro hanno vinto. Aio. Mamma mia. Che poi uccidere col mortaio è difficile, perché un tempo sui vecchi Battlefield il mortaio era uno strumento, diciamo, discreto, perché faceva anche abbastanza danno. Ma qua è difficile uccidere col mortaio, intanto mi ammazzano. Va bene, va bene. Siamo... stavolta dai, abbiamo perso però. Dai, non neanche tanto. Siamo riusciti a fare più della metà dei punti. La squadra nemica è bella tosta. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ci vediamo ragazzi al prossimo gameplay. E magari, non so, fatemi sapere se questa modalità la volete vedere ancora. Magari in un altro modo, con un'altra classe. Però secondo me il cecchino forse ci può anche stare, perché uno si apposta, spara. Però vediamo, dai. Ci becchiamo al prossimo gameplay. Ciao a tutti.